La proposta gastronomica nostra per un viaggio nel Delta del Po è una torta di riso. Allora, gli ingredienti sono semplici, è la solita torta che avremmo fatto in casa, magari anche tradizionale della nonna, ma viene rivisitata, viene giustamente calcolata e studiata per un viaggio, quindi deve essere anche facile da consumare. Allora, immaginiamo che noi siamo in bici, stiamo guardando queste terre straordinarie, queste acque, queste valli emerse dall'acqua e a un certo punto ci viene fame e valorizziamo i nostri prodotti, perché io credo che un viaggio, ecco, sia completo quando uno riesce anche ad assaggiare, a mangiare la tipicità. E qui, ragazzi, abbiamo un riso nostro che ha 500 anni di storia, quindi non è un riso comune, è un riso d'élite, è un riso particolare, che va trattato anche, credo, in maniera particolare. Questo tentiamo di insegnare anche ai nostri ragazzi, che è importante che si ami quello che si fa, e credo che questo messaggio passi perché attraverso il cibo è dialogo, il cibo è racconto, il cibo è storia, il cibo è cultura, il cibo è famiglia. In questo caso la ricetta com'è? È un riso cotto nel latte, si lascia cuocere un po' di più, ovviamente qui non si rispettano i canoni della cottura al dente tipica italiana, ma è un riso anche stracotto, che viene poi lavorato con dello zucchero, delle uova, a parte si monterà un po' di panna montata, semi-montata, e sarà lavorata con il resto dello zucchero che non abbiamo messo all'inizio con la ricetta. Ci si prepara anche un po' di colla di pesce. Tutti questi ingredienti, una volta colti, raffreddati e assemblati, verranno stesi in una placca. Vengono messi in abbattitore, ma va bene anche un tavolo da cucina, comunque il luogo più freddo della cucina. Verranno poi tagliati a cubetti, a rettangolini, e può essere incartato sulla carta paglia volendo, quindi è anche bello a vedersi, volendo si può anche mettere uno spago attorno, oppure in piccoli contenitori, quindi pratico come dolce. Per la decorazione del dolce, una cosa molto semplice, zucchero a velo se si vuole, se fossimo in cucina, fossimo al ristorante, e magari abbinato a una salsina. In questo caso no, perché noi puntiamo sulla praticità. Allora immaginiamo l'escursione sul Delta del Po, immaginiamo questo gruppo di amici in bicicletta che oltre a vedere si fermano, guardano, assaggiano e prendono questo pezzettino di dolce particolare. Dentro a questo dolce portano via una parte del nostro prodotto tipico, che oggi per esempio è il riso. Detto questo, buona pedalata e buon appetito!